Quindi anche l'immagine dell'italianità in Italia e all'estero è fortemente veicolata dalla sua diversità interna, ed è un peccato che non ci si renda conto che questo è un aspetto molto lontano dall'essere un fatto negativo. È un fatto di ricchezza che invece dovrebbe essere maggiormente utilizzato e visto anche consapevolmente. Guardate anche negli ultimi decenni un certo rilancio della pratica delle lingue regionali in termini artistici. Da De André con Creusa de Mai in poi c'è stato un ritorno alla canzone nelle varie lingue regionali che ha inciso tantissimo anche da questo punto di vista, allontanando molto l'immagine dei dialetti come di un qualcosa di schiacciato in una dimensione esclusivamente locale e in una dimensione socialmente marcata verso il basso. Scoprire una storia che normalmente non viene raccontata, perché la nostra storia linguistico-letteraria è quella nazionale in maniera piuttosto rigida, piuttosto dimensionata sulla tradizione toscana e così via, ha aperto orizzonti di riflessione che si sono rivelati estremamente fruttuosi.